6 anni fa gli infermieri in Veneto erano 22.400, oggi sono 23.800, sono cioè cresciuti di 1.400 unità. Tuttavia la carenza di infermieri che attualmente denuncia la Regione Veneto è di almeno 3.500 professionisti. Le accresciute esigenze assistenziali hanno portato a questa situazione, unitamente al fatto che al Servizio Sanitario Regionale mancano all'appello anche 3.500 medici e circa 2.000 operatori sociosanitari. Mancano oltretutto vocazioni all'approcciarsi agli studi infermieristici. Per questo la Regione Veneto cerca alcune soluzioni tampone, fra queste un voucher di 1.000 euro l'anno per chi frequenta i corsi di tirocinio. Si è pensato, proprio per venire incontro a questa emergenza, quindi alla carenza di personale infermieristico, di erogare un voucher di 1.000 euro attraverso i centri per l'impiego e Veneto Lavoro agli studenti che si iscrivono in una delle sedi di infermieristica all'interno della nostra regione. È una misura che viene erogata una tantum dopo aver superato il tirocinio e l'importo che in questo senso vogliamo investire è di circa 9 milioni di euro complessivi, a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, quindi programmazione 21-27. È chiaro che poi ci sono tutta un'altra serie di azioni, il supporto psicologico, abbiamo previsto sempre nel piano un ufficio in ogni azienda sanitaria, abbiamo dato dei criteri proprio per far sì insomma, che anche la parte legata alla qualità di vita, al carico, al burnout sia insomma, attenzionata da parte di tutti noi e siamo addirittura d'arrivo rispetto ai fondi integrativi, i famosi 51 milioni previsti per legge dell'anno scorso, che riusciremo a mettere a terra sia per quanto riguarda il comparto sia per quanto riguarda la dirigenza medica, quindi andiamo anche a intervenire un po' sulla parte retributiva. La misura sarà gestita dai centri per l'impiego attraverso Veneto Lavoro, ma calano le vocazioni anche per le OSS. Rendendo questo percorso di formazione più flessibile abbiamo permesso di aumentare il numero di corsisti in una professione e anche sostenendola attraverso appunto dei voucher di 1.500 euro che servono a sostenere i costi legati all'iscrizione e alla frequentazione dei corsi. Sosteniamo non solo una professionalità che è essenziale dal punto di vista della qualità dei servizi che andiamo a erogare alla società, ma anche una professione che è molto scelta dalle donne.